Ed eccoci a Passo Gardena, giriamo tutto quanto per far vedere un po', vabbè, niente, l'esposizione un pochino, ecco, vabbè, No, di va qua bene. già va bene. Abbiamo fatto l'alba a Passo Gardena, sembrava che l'alba non avesse voglia di uscire, poi in realtà è uscita per fortuna. Timida. Posti spettacolari, poi con i colori autunnali, veramente bello, molto 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 bello. Stracontenti, vero? Sì. Stracontenti. C'è freddo, come potrete capire da come siamo imbacuccati, c'è freddino. Siamo sotto zero, boh, meno uno, meno due, non so, però c'è freschino. Ecco, stare fermi mezz'ora qui ci ha, ci ha colpito. Va bene, non abbiamo idea di cosa faremo oggi, quindi boh, mistero Tanto della fede. colazione. Tanto colazione, appena andiamo in campo è ancora bello caldo, colazione, con l'orzo caldo e poi si vede. Eccola, la signora. Ed eccoci a Passo Falzarego, stamattina eravamo a Passo Gardena, abbiamo fatto un po' di spesa a Corvara. Ragazzi, questi posti, In se non è ottobre. pieno inverno o piena estate, sembrano completamente diversi, non c'era nessuno in giro. C'era il paesino tutto per noi. Paesino tutto per noi, purtroppo tante attività chiuse, purtroppo, nel senso è normale, No, esatto, si sono in riposano e pausa. si fanno ristrutturazione, insomma, si preparano per l'inverno, però fa una certa impressione, noi abituati a vederli questi posti iperaffollati, non ce l'aspettavamo. Oddio, ce l'aspettavamo ma non pensavamo così. Così. Bene, adesso stiamo andando verso il lago Limides, un posto in cui siamo stati circa 3 anni fa. Però era, diciamo che abbiamo avuto un pochino di sfighetta perché Sì. arrivati al lago Ci ha preso l'acqua. praticamente un acquazzone pazzesco che Abbiamo avuto il tempo di mangiare i panini, di fare Esatto. qualche timelapse. E Eravamo poco con altro. Francesco e Noemi. Esatto, erano con i ragazzi che avete visto in un paio di video credo. E niente, va bene, ci avviamo, dovrebbe essere una passeggiatina molto semplice. I colori qui, Passo Falzarico, a proposito, sopra di noi il Lagazzuoi. Mitico. Siamo circondati da posti, cioè, spettacolari, oggettivamente spettacolari. Ma vabbè, li vedrete meglio andando un po' più avanti. Siamo quasi arrivati al lago, il paesaggio è spettacolare, di fronte a noi l'Averau, lo vedete dopo, dietro di noi Tofane, il Lagazzuoi, dove se avete seguito l'Alta Via, il nostro video dell'Alta Via è il posto dove abbiamo fatto forse l'alba più pazzesca di tutta l'Alta Via. Una considerazione, il percorso per il lago di Limides non è segnato per niente bene, nel senso che si va un pochino stile gregge, più o meno ci si arriva. Diciamo che dal Passo Falzarego bisogna fissarsi l'Averau e seguire l'Averau, praticamente in direzione dell'Averau, in qualche modo ci si arriva. Stranamente non è segnato bene, mistero. Boh. Vabbè, 2 minuti e siamo arrivati. Questo cos'è, Elisa? Dici cos'è? La pozzanghera di Limides. Ma nemmeno una pozzanghera. Grossissima delusione. Con la camminata è facilissima, quindi ci si è rimesso poco, però il lago non c'è, Sì. sostanzialmente non c'è. C'è 1 litro d'acqua, ora ve lo facciamo vedere, ma non c'è il lago. Così.
Noi ci mangiamo un panino qui a Limides, visto che il lago non c'è, lo chiamiamo soltanto Limides. Quindi è rimasto il Limides in effetti, il Limides c'è, nel senso quel verdino che vedete credo che sia il qua, cioè quello che resta del lago, le alghe eccetera, ma il lago non c'è più, quindi pranziamo vista Limides. Averao, Limides e Averao. Bene, dopo una bella pausa pranzo, in questo ambiente spettacolare, avete visto un po' di dronata, torniamo al van, vediamo di andare al lago, Baie di Dones, potrebbe essere? Potrebbe. Lo scoprirete fra un pochino. Zona Cortina. Ma più che altro è poco più giù del passo Falzare, nemmeno a Cortina arriviamo. Va bene, quella è la prossima destinazione. La strada del ritorno è la stessa dell'andata, quindi non filmiamo, No. non filmeremo niente perché alla fine la conoscete già. Sicuramente il giro del lago di Limides, quando c'è il lago soprattutto, è straconsigliato. Facilissima una passeggiata, devo dire, niente di tragico. Noi, siccome ci vogliamo troppo bene, finiamo l'escursione con una Krafen. Alla vostra! Ciao. Avete appena visto il lago Bain de Dones, ma onestamente non ne valeva la pena perché i colori non sono quelli autunnali che ci aspettavamo e poi già, pur essendo nemmeno le 4 del pomeriggio, nemmeno le 4 del pomeriggio già è al buio praticamente, quindi ci muoviamo oltre. D'altra parte il lago si raggiunge dalla baita qui come si chiama la baita? Ve lo scrivo che baita Bain de Dones, dalla baita Bain de Dones in 2 minuti netti, per cui diciamo non abbiamo fatto un grosso sforzo. Eccoci arrivati al passaggio dove Elisa ha avuto un attacco di lagnusia, non vuole scendere dal camper. Ora scende, il posto è veramente spettacolare, lo conosciamo, è veramente bellissimo, fra drone, foto, video, insomma ne approfitteremo.
Ed eccoci al Passo Giao, come vi abbiamo detto prima, tramonto, è stato veramente bello e vi abbiamo messo qualche video col drone e non solo, qualche foto buona abbiamo fatta. Ci fosse stato un paio di nuvole non si sarebbe offeso nessuno, ma vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Sono stati degli ottimi colori. Adesso cena, che ci resta da fare? In questo posto qui, guardate che brutto questo posto, che brutto posto, proprio brutto, un posto così brutto dobbiamo cenare con questa vista, io non lo so, queste disgrazie che succedono, proprio brutto. Buonasera! Buonasera. Menù della serata? Canederli, E poi? carne salata. Carne salata, quindi siamo proprio cena tipica. Sì, molto siciliano. I canederli sono quasi pronti, la carne salata è qui. Apri, facciamo spoiler. Carne salata. Il timer per i canederli. Non aspetta, lei mangia, tu mangia!